17:38 minuti, interrompiamo la normale programmazione di Rete Veneta. Buona serata e bentrovati. Interrompiamo evidentemente per un'emergenza ed oggi l'emergenza è meteo. Ci eravamo lasciati alle 13 con una situazione relativamente tranquilla nella zona del Bassanese e dell'altopiano di Asiago, dove sì, c'è stata tanta pioggia, fiumi ingrossati, poi li vedremo nel telegiornale dopo la messa delle 18, cui daremo la linea. Però c'è stata la segnalazione di l'esondazione del fiume Tesina, quindi siamo nella zona est della città di Vicenza. Allora sentiamo subito gli aggiornamenti con il presidente della provincia di Vicenza, nonché sindaco del capoluogo, Francesco Rucco. Sappiamo che è convocato da ieri sera il COC, il Comitato Operativo Comunale, ma anche a livello provinciale e regionale la situazione oggi è stata particolarmente difficile, prima nel Bellunese, poi anche nell'Alto Trevigiano, e adesso appunto queste ultime notizie che arrivano da Vicenza. Allora sentiamo questo contributo appena arrivato in redazione. Siamo al COC di Vicenza, stiamo monitorando la situazione. Il Bacchiglione in questo momento è poco sopra i 4 metri, una situazione al momento da questo punto di vista sotto controllo. Problemi invece sul Tesina, che ha esondato, ha tracimato, creando problemi sia dalla parte di Torre di Quartesolo che dalla parte di 7K. Quindi stiamo intervenendo con i vigili del fuoco e con la protezione civile per liberare alcune abitazioni che sono in difficoltà perché allagate. Ecco, attendiamo più tardi anche un collegamento e contributi dal collega Carlo Alberto Inghileri, che si sta recando sul posto appunto per verificare la situazione e i danni che appunto questa ennesima esondazione. Ricorderete che cosa è successo ad Arzignano con il maltempo a fine agosto, e torniamo anche alla memoria dei fatti del 2010, ma anche al maltempo del mese di giugno. Ora siamo appena all'inizio di dicembre ed è già la quarta volta che nel corso di questo 2020 parliamo di maltempo. Situazione dunque di cui torneremo ovviamente a parlare, ripeto, dopo il collegamento con la Basilica di Sant'Antonio, che inizierà puntualmente alle 18, quindi nei nostri telegiornali, eventuale ulteriore aggiornamento dell'edizione straordinaria. Continueremo a verificare. Ce ne sono arrivati, voi continuate anche a mandarceli. C'è il nostro numero di SMS in sovraimpressione, quindi filmati, fotografie, documentazioni, testimonianze, specificando la località. Ad esempio questa arriva dalle mura medievali di Asolo, quindi tocchiamo un po' tutto il territorio, quindi smottamento sotto le mura medievali. Le infiltrazioni d'acqua ovviamente stanno spostando il terreno. Lasciamo questa immagine, ringrazio Alessandro Costacuta in regia. Ecco, è arrivato questo lastico a Mirabella di Breganza, è il tempo che si carichi appunto questo video. Ecco, lo possiamo vedere, eventualmente rimandare. Il bacino di laminazione di Caldogno è stato attivato nella serata di ieri. Riproponiamo, Alessandro, questo filmato. Dicevo, Caldogno, il bacino di laminazione è stato attivato ieri, quindi ha consentito alla piena del Bacchiglione di transitare tranquillamente nella città di Vicenza. Il Bacchiglione è arrivato a 5 metri e 23 centimetri sopra la soglia di guardia, che è di 4 metri e mezzo, e poi è cominciato a scendere. Erano state già installate anche le paratoie all'altezza di Ponte degli Angeli. Andiamo a vedere proprio il Bacchiglione adesso, così vediamo la situazione
in tempo reale del fiume che attraversa la città di Vicenza. Ecco, allora c'è questa onda, la fotografia è proprio dal sito ufficiale del comune di Vicenza, il livello attualmente è risalito a 4,13 m, la si vede la curva delle ultime 60 ore, quindi 2 giorni e mezzo, la punta massima toccata questa notte, poi una lenta ridiscesa, adesso siamo ancora in zona molto tranquilla, sotto controllo, ma è iniziata appunto la risalita perché non ha mai smesso di piovere praticamente, pur con quantitativi differenti nel corso della giornata, e si attende anche un calo delle temperature. Dall'altopiano di Asiago adesso vi faccio vedere le immagini di oggi, già le avevamo proposte questa mattina, ma le riproponiamo. Siamo in zona di Gallio, anche qui c'è stata appunto torrenti ingrossati, ma non particolari danni, qualche albero caduto, ma insomma rispetto ad altre zone, pensate a quelle del Bellunese, la situazione qui è davvero molto meno critica, per quanto insomma una strada ostruita dal passaggio della ghiaia sia comunque sempre un problema. Lasciamo anche queste immagini, era Contrada Ronchi di Gallio. Andiamo a rivedere la zona delle Melette a Gallio con qualche fotografia che ci è arrivata questa mattina. Stamattina alcuni sindaci dell'altopiano di Asiago ci dicevano che si era piovuto molto, ecco vediamo poi le immagini, Alessandro, Contrada zona Melette a Gallio, ha piovuto molto, in effetti questa documentazione, direzione Rifugio Campomulo lo testimonia. C'è ancora tanta neve di quella che è accaduta nelle ore precedenti, ma neve che è cominciato a sciogliersi anche perché la pioggia e le temperature alte hanno portato a questo effetto, quindi con ulteriori fiumi di acqua lungo le strade e effetti di erosione molto evidenti sulla carreggiata, con la neve che poi ha cominciato e continuato a sciogliersi per diverse ore. Si attende proprio in queste ore, grazie perché coi riflettori non vedo. Ok, il Brenta, perfetto, grazie. E ringraziamo anche per le comunicazioni di servizio che arrivano con i mezzi antichi, cioè un pezzo di carta. Dunque, dicevamo, si attende l'abbassamento delle temperature e quindi l'abbassamento anche della quota neve. Dovrebbe scendere sotto i 1000 metri in queste ore. Vediamo proprio che cosa dice il bollettino dell'ARPAV e qual è l'attuale situazione. Allora lo vediamo come di consueto con il radar. Ecco, precipitazioni più discontinue adesso, nel senso che nella parte centrale del Veneto praticamente ha smesso di piovere, ma continua questo vento da sud-sud-est, continua a soffiare lo scirocco, appunto, che ha portato anche all'innalzamento del Mose, che non è riuscito a contenere tutta l'ondata dell'acqua alta, l'ha contenuta solo parzialmente. Continua a piovere sulle zone montane, precipitazioni che si stanno allontanando verso il Trentino e l'Alto Adige, meno nel Bellunese, ma precipitazioni che dovrebbero riprendere nelle prossime ore. Allora l'ultimo aggiornamento del bollettino ci dice appunto che la quota neve, ecco, è ulteriormente più bassa rispetto a quella prevista stamattina, quindi fino a 600-800 metri di sera, quindi già in queste ore, insomma comunque nella serata di oggi, fino a 600 metri dovrebbe scendere la quota neve in particolare sul Bellunese, dove sappiamo ci sono state le situazioni più critiche, temperatura in discesa anche sensibile, e torneranno nella media del periodo, quella media appunto di inizio dicembre. Una parziale tregua è prevista per domani, lo si intuisce appunto dalle mappe dell'ARPAV, anche con qualche schiarita nelle zone centro-meridionali del Veneto, ancora precipitazioni seppure più deboli nel Bellunese, e poi un ulteriore peggioramento tra lunedì notte e martedì mattina
e per la giornata di martedì, ma anche in proseguimento nella giornata successiva, quella del mercoledì. Allora, parliamo del Brenta, le riproponiamo le immagini che abbiamo girato questa mattina sotto una pioggia insistente. Queste immagini sono prese dal Ponte Nuovo di Bassano, un Brenta robusto, ingrossato sopra i 3,50 m, 3,51 per la precisione, è la quota che ha toccato poco prima delle 5 di questa mattina ed è una quota che è rimasta perfettamente costante secondo il rilevatore, che è a Cabarzizza, poco più a nord del centro di Bassano. È rimasta costante per più di 3 ore, poi piano piano, centimetro dopo centimetro, è continuata a scendere fino ai 3,30 m, quindi non tantissimo, è scesa un po', rimanendo comunque imponente la quantità di acqua che scende appunto dalla Val Brenta. 57, giusto? Dobbiamo chiudere, perfetto. Sono a 51, perfetto. Quindi fra 2 minuti, ecco, scusate, le comunicazioni di servizio che arrivano appunto in corso d'opera, perché vi lasceremo alla Santa Messa alle 18 e poi riprenderemo la nostra diretta anche con gli altri aggiornamenti. Allora, attualmente c'è una leggerissima risalita, ore 17, l'ultimo aggiornamento del Brenta a Bassano, 3,37 m, quindi è salito in un paio d'ore di 6 centimetri, questo a motivo anche delle piogge e dello scioglimento della neve a monte. Allora, 17,50, ormai ci siamo. Allora, riassumiamo le notizie degli ultimi minuti. C'è stata l'esondazione del fiume Tesina, Torri di Quartesolo, ma anche altre zone intorno alla città di Vicenza. Il Tesina poi si immette nel Bacchiglione. Su questo avremo aggiornamenti tra poco nel proseguo dopo la messa dal collega Carlo Alberto Inghilleri. Quindi questa esondazione e il resto della situazione, che almeno fino a metà del pomeriggio era rimasta abbastanza tranquilla. Noi vi lasciamo alla Santa Messa dalla Basilica del Santo di Padova e poi torniamo con il resto dell'informazione qui su Rete Veneta. Buona serata.